Attenzione! L'ascolto di questo prodotto è consigliato ad un pubblico adulto. Il linguaggio usato ed alcune espressioni idiomatiche sono da ritenersi inadatti ai minori. Alcuni esempi. Ogaga andabile. Ma su Te la metto un dopo. Attaccate un dopo. Guida no culo. Pinocchio. Testa di minchia. Subina sulle minchie. Carusi, ma è troppo stato? Ma che sono tutte queste male parole? Ma che specchio si? Ma perché mi fai mettere un nuovo? Summa veniti spini, summa suki da fuki, summa naki timbriaki, summa liki da diki, esauri blues. Summa suki da fuki, summa veniti spini, summa liki da diki, summa naki timbriaki, esauri blues. Mistero Tannugolo mi è picchiata mascolina. Esauri blues. Enzo! Già, la prossima volta andiamo andando calo non fa la musica di discoteca. Amore dai. Sto da chitarra. È per te, pensata proprio per te. Per me? Cosa? Una bella fungia di minchia. E in più il grande concorso. 2 dita nel culo sono meglio di uno. Autorizzazione ministeriale concessa, scade il 1999. Hai paura della mucca pazza? Che ne hai visto il messaggio? Hai un figlio puppo? Mungici il limone andai testa. In banca. Buongiorno, signor Vigilantes. Buongiorno, prego, mi dica. E senta, in questo cesso di banca, per dare una minchia di conto, con spacca a parare. Interrogato? Parasse che signorina do sportello numero 4. Grazie. Buongiorno, signorina. Buongiorno, mi dica. Senta, in sto cesso di banca, per dare una minchia di conto, con spacca vi sta a parlare. Prego? Dico... Na sto cesso di banca, per dare una minchia di conto con spacca vi sta a parlare. Attenda un attimo, parlo con il direttore. Direttore, dall'altra parte c'è un signore, no, ma che dico signore, un energumeno che dice delle cose irripetibili, venga, la prego. Non si preoccupi, signorina, lo metto a posto io. Non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Buongiorno, sono il direttore. Dica pure a me quello che ha detto alla signorina. Buongiorno, dicevo alla signorina, in questo cesso di banca, per dare una minchia di conto di 4 miliardi, con spacca vi sta a parlare. Ha detto 4 miliardi? 4 miliardi. Ha detto 4 miliardi? Sì, signora, 4 miliardi. E sta su che minchia non ci ha spiegato niente. Ah, posso giocare a Vespa? Va bene. Che facciamo a taccatina? No, non c'è bisogno che fa, sa fortunato. E che saccio? Cammina con mia, va. Non mi porti. Cascino con mia, ne scogli. Ti scogli, ma io mi scando. Non ti preoccupare che non c'è nulla. Ok. Avanti, stai attaccando lo scoglio. Sì. Mi sta meno corda. Va bene. Levatillo sta mutande. Va bene. Allagliela sta coscia. Oh, va bene. Tallicco. Va bene, sì. Tallicco. Va bene, sì. Già tallicco. Sì. Saro? Oh. Saro, senti, levate le stocchiale perché mi sta sgaggiando tutti i cosci. Ah, va bene, mi levo. Che gustosa. Che più bella se avesse il socchiale, oh. Saro! Oh. Senti, fai una cosa, mentite l'occhiale, va? E perché? Ah, vecchio che sta leccando un lippo da scoglio. Col giornale incarti il pesce. Col giornale pulisci i vetri. Col giornale faccio dei meravigliosi cappellini. Col giornale ti ci pulisci il culo. Potrei fare una barchetta? Certo, così te la puoi mettere nel culo. Aspano! Ciao! Ma da quanto tempo?
Come stai? Bene, grazie. Aspano? Ma che puzza! Ma cos'hai nella mano? Aspano, si tocca il culo e ti stringe la mano. Dopo Radio Durazzo, Attaccato cazzo! Sito Esaurito presenta una nuova radio. Bello. Sintonizzati su Radio Kamasutra, sulla frequenza dei 69 più 2 dita nel culo 71 MHz. Here's what's happening at the news. Radio Kamasutra. Radio Kamasutra. Welcome to Radio Kamasutra. Sborutto dentro. Darren, viene la prossima telefonata. Pronto in linea chi è? Pronto in linea chi è? Pronto. Chi sei? Pronto. Chi sei? Pronto. Oh caga. Radio Kamasutra. Ascoltatela anche tu. Bella. Bella radio. Bellissima. Radio Kamasutra. One nation. One ordination. Me lo fai fare un provino? Dedica musica, bella radio, musica dedica, nello stereo. Splendida musica, brane richieste, per la tua festa, DJ Oreste. Bello DJ, bravo coi dischi, con la tua musica tu m'arrinfreschi. La gente mi ama, la folla mi avvinghia e mio padre mi dice: Testa di minchia. Dedica musica, Claudio Cecchetto, ietta sta radio, do gabinetto. Ok, Super Mario Disco che gira sul piatto numero 1 nella nostra super e sfenda il radio. Stai facendo programma alla radio e non hai più combat dischi di mettere. Mia, stai sentendo male. Non hai più la nuova super musica? Ci pensiamo noi, abbiamo creato per te la nuova compilation, si chiama Dedica, la compilation per il tuo programma. Con tutti i successi di Fango Stago, Melo Daniele e soprattutto con il nuovo inesorabile successo del piccolo Angelino Eredità, con il suo nuovo grande album di successo, Mi sta fanno guidare il Filaro e Scirivetti. Sito esaurito. Angelino Eredità, Fango Stago e Melo Daniele, tutti nella super compilation Dedica, la compilation di super bani per il tuo programma. Minchia. Masuki. Ciao, mi chiamo Kevin, ho 7 anni e amo tantissimo la mia mamma. Anche voi potete amarla, con sole 40.000 lire. Parola di Fighi Buttara. www.sitoesaurito.it. Io con mio marito quando faccio l'amore, diciamo, mi eccito da morire quando lui mi parla in francese. In francese ti parla? Sì, e comincia a dirmi: oh mon chéri, Ferrero Rocher, accendimi la bajour. Che bello. A me invece eccita tantissimo sentire parlare in inglese mio marito. E allora lui mi dice sempre: oh my darling, I love you, there's a party. Insomma, cose simili. Invece mio marito, quando facciamo sesso, che siamo assieme, che io dove parla è giapponese. Giapponese? Sì, giapponese. E che cosa ti dice? Shato, Masuki. È l'unico frutto dell'amor. È la minchiazza, è la minchiazza. È l'unico frutto dell'amor. È la minchiazza del tuo culo. Sono un uomo, uno come ce ne sono tanti al mondo. Ho vissuto la vita giorno dopo giorno, con le sue gioie e i suoi dolori, con i suoi se, i suoi ma, i suoi perché. Ho visto bambini soffrire al sole dell'indifferenza e altri vincere senza l'ombra di un ostacolo. Ho visto fiumi dare speranza, la terra inghiottire gli uomini, il fuoco scaldare gelide mani o ardere interi villaggi. Ho visto la vita e la morte. Sono un uomo, uno come ce ne sono tanti al mondo. Ho conosciuto molte donne, ma su caminghie come a tia non ne hai visto mai. Sina su caminghie,
svegliati, caro, è mattina. Che si mangia? Ha preparato zuppe latte che mi bagna una vastedda. Caro, oggi ti ho preparato una nuova colazione. A tavola ci sono i miscopazzi. Allora, caro, miscopazzi. Questi biscotti mi smuovono stomachi. Amore, allora miscopazzi. Potete fare a spesa. Miscopazzi, i biscotti del mattino per casalingue insoddisfatte. Prodotti dal sito esaurito per Culino Bianco. La spesa a fare, che oggi va a preparare 130 kg di pasta. 8 carrozze e salsiccia, una parmigiana setto solare, cutoletti. Sì! Sta piacendo? Sì, cara, da impazzire! Come mi accarezzi tu, non mi accarezza mai nessuno! Adesso però voglio di più! Di più? Di più, sì! Un dito! Un dito, sì! Oh, va bene. Ti piace? Sì! Ti piace? Sì, però più a fondo! Più a fondo. Sì! Ai! Che fu? Ai, caro! Mi stai facendo male! Caro, l'anello! Gioia, perché non è l'anello, è l'orologio. Donna, non riesci a far restare duro il cannolo di tuo marito? La cialda diventa subito morbida e non puoi prenderlo neanche in mano? Finalmente Arturo, dal risultato sicuro famoso per il suo pan di Spagna, ha preparato per te il cannolo sempre duro. Arturo, sempre dritto e pronto per farti gustare il vero cannolo siciliano. Arturo, così anche tu potrai dire: Arturo, tu sì che hai il cannolo duro. È un esclusivo prodotto siteesaurito.it. Due spermatozoi si incontrano nel buio. Bare, scusa un'informazione. Ma per lo vai, ci vuole assai. E ancora, che siamo nei tonzilli? Dopo le barzellette video, sul sito esaurito una barzelletta verbale. Condato, ma non potremmo fare niente. Ma che cosa vuole fare? Mi scusi, ma lei cammina con una macchina in questo modo, combinata così, i fanali tutti rotti, il battistrada delle ruote è inesistente, lo stop rotto, non gli funzionano le frecce. Mi dispiace, devo fare il verbale di 1 milione, almeno 1.200.000 lire. Manco ce va la macchina. Non le posso fare nulla. Lei deve stare attento, lo sa che poi non ha neanche passato la revisione. Un altro tannicchia stava camminando senza patente. Non è possibile. Signor fa saperla. Chiama a fare. Va bene, avanti, perché oggi mi ha preso nella giornata che sono generoso. E allora, se lei mi risponde a questo quiz, io ci tolgo il verbale, va bene? Io non lo vedo. Non facciamo quiz. Signor fa saperla, ci stai facendo un piacere. Avanti. Ringrazio lei, un famiglia. È molto semplice, è semplicissimo. Allora, ha 4 ruote, un manubrio, dei fanali, un cofano, può essere 4 spottelli o 2 spottelli. Assaccio. Dunque, ave 4 spottelli, 2 spottelli. La macchina. La macchina, le precipitoso. E che macchina? Sì, ma quando non è che ce n'è una sola? Può essere una Ford, può essere una Lancia, può essere un Alfa Romeo, può essere una Volkswagen. Fa sapere, avanti, ce ne faccio un'altra. Questo è più facile. Avanti, questo è più facile. Allora, 2 ruote, una davanti e una darrere. Una davanti. Un manubrio, s'adduma copere, usellino, e poi s'accelera a mano. La motocicletta. Lei è precipitoso, la motocicletta ce ne possono essere tanti. C'è la Kawasaki, c'è la Suzuki, c'è la BMW, ce ne sono tanti, l'Honda. E fa saperla, non possiamo fare nulla, mi dispiace, ma gli devo fare il verbale. Se ce ne faccio uno io a lei, però se lei non mi sa per rispondere verbale non me ne fa. Va bene, avanti, per stavolta c'è. Allora, stai attento, Sì, pronto. C'è una cosa di forma super giù triangolare, con una spaccazza in mezzo, peloso, biondo, bruno, a dipende, che sta in mezzo ai cosci dei figli. Ho capito, ma questo è facile, un pacchio. No, lei è precipitoso. E perché? E perché c'ho pacchio soro, pacchio nanno, pacchio zia. Quando hai sete e puoi bere una minchiata, scegli allora l'aranciata che ti dà energia. Succhiati la mia. Succo drink, il suo gusto è una cagata. Energia di sborra tutto sprint. Succo drink, sapor di mink. Dal cazzo gran bontà.
rutto, dillo con la gola, dillo con un rutto. Rutto.com, rutto dedicato, rutto esagerato. Peppe la cantata, Charlie la suonata, Gigi non ricorda ma con rutto puoi ancora. Notizie dall'interno per cantare a rutto a gola, prima che domani passi in fretta e poi ti incura. E allora se sei stanco di reprimere i tuoi rutti, scegli con fiducia il consiglio di noi tutti. Rutta piano piano, rutta come un matto, dillo con la gola, dillo con un rutto. E chi è tutto sto butello? E che ne saccio? Beh, quando femmine. Benvenuti! Voi siete tutti ospiti di Südtirol! Come specchio siamo? In Südtirol, ascoltare le nostre grandi di folklore, prega! Ich bin schöner, ich bin viel toller, ich bin Antonia und steh auf Tiroler. Chi è sta cagata? Bella musica di Südtirol! Oh, caga! In Sud Tirol, turismo e cultura. Questo è un prodotto sito esaurito.it! Oh, caga! Oh, Franco! Ehi, Peppe! Come sei? Troppo bene, tu? Pare io sto tornando esattamente dagli Stati Uniti, the States! Pare troppo bello, un posto veramente bello, regionale, meraviglioso. Racconta. No, però c'è qualche cosa strana c'è magari da... Non mi dire. Che niente, una sera disse, ma insomma, invece di pigliarmi la metropolitana, ma mica non mi faccio un bello giro per Manhattan? Una bella passeggiata a piedi è quello che ci vuole. E a un certo punto che stavo camminando strade, stavo cominciando a scurare, belle, questi grattacieli che si illuminavano. Alti, soprattutto parevano tanti afolo da Natale, bellissimo. A un certo punto piglia mi sento, sai come quando uno si sente seguito? No. Sai quando hai l'impressione che c'è qualcuno che ti sta seguendo? No. Sai quando uno, per esempio, che sta camminando piglia e sente tipo che da rete c'è uno? No. E tu spiego io. Dimmi. A un certo punto niente, mi mutai e c'era uno. Ma uno che era una specie di nivoro di 1,20 m. Una bestia. 240 kg. Un animale. Con l'occhio nisciuto da fuori. Mamma. A un certo punto disse, ma chi sta seguendo è mia? Ma sai, io tanto per non sbagliare allungai il passo. Certo. Allungai il passo, io allungavo il passo. Girai a destra, io giravo a destra. Girai a sinistra, io a sinistra. Mi messa a correre, io si messa a correre. Magari. Girai a sinistra e c'era un vicolo cieco, un bar arrivai in tappai che mano un do muro mi vutai e l'avevo a 25 centimetri con l'occhio da fuori che ce ne sceva sangue e sbuffava che pareva un d'oro. Maci, mi stai narizzando i cani. Era tutto sorato, ricapidirizzo tipo anni 70. Tipo Bob Marley. Più peggio. A un certo punto, in mare, chi sto si cala cinnera? No. E nesce nei minchia che pareva una bottiglia di Coca-Cola di 1,5 litri. Una sverga. Senza caffeina. No. Pare. Meno male che mi hai messo in tuo culo perché se me ne arriva un coppo da testa mi ammazzava. Che ti da questa barzelletta? No. Pulire vetro, no, pulire vetro, no soldi, no pulisce, no soldi. No. Pulisce. No, ma ti ho detto di no. Pulisce, no, schifo, l'Italia è schifo, tutto è schifo. In Italia i semafori fanno cultura. Un extracomunitario sito esaurito.it. Comunque, aiutiamoli. So buone.
Oggi tutti cantano a cappella. Noi di Sito Esaurito Cantiamo a coppola di minchia. Aio pira, aio puma, aio a minchia camanduma, aio pessi che precoga, aio a minchia camanfoga. Ora mamino per non pensare più a te. Ora mamino per non pensare più a te. Ai aranci, ai racina, ai una mano camamina, ai kiwi, ananassi e sta minchia cucciarassi. Ora mamino per non pensare più a te. Ora mamino per non pensare più a te. Aio favi, aio pusetta, aio una gran bella cetta. Aio figo, ai muluni e fammi lo sto sucuni. Ora mamino per non pensare più a te. 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 È una minata, Sito Esaurito. Sì, ma ora maemine. Il mare parla spesso con parole sconosciute. Figherus. Dice cose che nessuno sa. Chi cazzo se ne frega? Cosa caso io? Soltanto quelli che conoscono l'amore possono apprendere la lezione dal leone. Poppo fai rimare. Che hanno lo stesso movimento dei battiti del cuore. Mi sanduli a scedda. Mi sanduli a scedda. Mi sanduli a scedda. Mi sanduli a scedda. Il primo giorno di scuola. Bene ragazzi, allora adesso ci conosceremo un po'. Tu, come ti chiami? Fosse bella. Quanti anni hai? 17. 17 anni e sei ancora in terza elementare. E come mai ci hai messo tutto questo tempo? A me mi piace che le cose me le imparo bene. Tuo padre, che mestiere fa? Mio padre fa di giorno il muratore e la notte fa lampadine. Di giorno fa il muratore e la notte fa lampadine. Ma che significa, scusa? Che di giorno fa il muratore e la notte fa lampadine. Sì, ma non capisco. Professore, manco io lo capisco. Io so soltanto che la sera io sento dalla mia stanza mio padre che ci dice a mia madre: Maria, spegni questa lampadina che ne facciamo un'altra. E tua madre invece che mestiere fa? Mia madre fa la sostituta. Non ho capito, scusa, puoi ripetere? Mia madre fa la sostituta. Sostituta? Ma che mestiere è? Professore, è presente quelle con le cose a rete, con la bossetta che la girano nelle mani, che c'hanno il copertone brumato col fuoco? Ho capito, ma quella non è la sostituta. Quella è la prostituta. No, la prostituta è il mesoro. Mia madre quando mesoro non ci va, la sostituisce. Pronto, polizia? Sì, siamo noi, mi dica. E se per favore dovete aiutarmi. Dica, signore. E prego, signorina. Sì, signorina, quello che... Senta, è scappato un pazzo. Sì? Allora me lo descriva. E subito. E dunque è calvo ed è tutto spettinato. Come fa a essere spettinato se è calvo? Ma se le ho detto che è pazzo! No, caga, puppo. Bastardo. Vaffanculo, Sito Esaurito. Vaffanculo e buon Natale, Sito Esaurito. Tesoro, basta, sono sfinita. Aspetta, fammi riprovare. Non c'è niente da fare. Ma se mi concentrassi, sono sicuro che potrei farcela. Hai bisogno di un esperto. So io a chi bisogna rivolgersi. Pronto? Buongiorno, ci troviamo in difficoltà. Mio marito è in crisi e io so che potete risolvere il nostro problema in pochi giorni. Ma con chi parli? Con Brocco Siffredi. Yesina su Gaiminghi. A San Valentino fai le corna a tuo marito con Brocco Siffredi. Buongiorno. Buongiorno. Senta una cosa, chi è che ha un effetto di vestiti di carnevale? So come sapi non mai vestito mai, perché mi parlo tutti minchiate. Però so come sapi mi zitto e non mi danno andare festa. Che fa? E mi può fattare bello vestito di carnevale, però è una cosa bella classica, vestito di chi classici, va? Io ci consigliassi un vestito classico bello di chi che si usano. Per esempio Zoro. Zoro mi piace, bello, mi piace, c'è un mantello, cappello, la spada. Sì, tutto quasi c'aveva. C'aveva magari una bella zeta stampata a fronte e una aperto. E senta, quando viene? Viene qualche 250 lire per una sera. Inga? 250 lire? Senti una cosa, ma se ce l'avamo sto mantello, cosa fa uno mentre che balla, che fa, cassura? Che fa, non ci potevamo lavare un mantello, che fa da più picca? Io va bene, ce l'avamo un mantello e ce la posso fare 200 lire la maschera. Ma di questo cappello mi sono nella testa, che uno solo, ci sono tutto solo andare a fronte, non si può lavare. Ce l'avamo magari un cappello, vabbè, 150
50.000 lire bonus, Ma dico, senta sta spada che una mezza a fondo, capace a troppiare qualche piccerino, se invece mezza ame una truppa, che ce l'uomo magari la spada. E va bene, ce lo vamo magari la spada. 100.000 lire bonus. Sentisse una cosa, ma dico, con 10.000 lire non potremmo fare niente? Ah, certo, con 10.000 lire potremmo fare. Lei a fare una cosa, ne esce da qua, attraversa la strada e va da facci. Da facci? E che c'è da facci? C'è la micciera, genere alimentare. Accattasse barattolo bello rosso da mammellata e bello manichi scuba. Va bene, stai tornando. Tutto a posto? Eccomi, cattai, chi sto io, manichi scuba e chi stai a mammellata? Spini 9.900 lire. Ha visto che ce l'avevo detto? E vuole che fare? Ora lei va a casa, si spoglia tutto nudo, piglia un barattolo da mammellata e esso spamma bello, d'un godo, tutto paro. Tutto paro, d'un godo? E manichi scuba? E i manichi scuba stuzzicando il culo. E così di che sogno vestuto? Di licca a licca. Bene, vediamo, è arrivata la bolletta del telefono. Minchia, 4 milioni e mezzo di bolletta telefonica, tutti sti soldi per chiamare i telefoni erotici, ora come cazzo la pago? Ma me ne devo andare di nuovo a rubare, porca puttana, era meglio che mi compravo un film porno in edicola. Se la bolletta telefonica grava pesantemente sul tuo bilancio, ma vuoi continuare a farti le pugnette telefoniche comodamente a casa tua, per te è arrivato Porcatel. È un servizio sitoesaurito.it. Sottoscrivendo un abbonamento con Porcatel avrai la possibilità di telefonare gratis a tutte le chatline più schifose del pianeta, senza debito né scatto alla risposta. Con Porcatel però una telefonata urbana per avvertire tua moglie che non puoi comprare il pane ti costa 600.000 lire al minuto più IVA. Pronto caro, compra il pane. Chiudi! Tanto che te ne frega, tu sei un segaiolo maniaco. Lo sai cosa ha detto la mamma? Porcatel, il telefono dei tuoi desideri. Porcatel, è un servizio sitoesaurito.it. Nel deserto del Sahara. Maledizione, mia madre aveva ragione, non dovevo venire nel deserto. Sono caduto nelle sabbie mobili, non so cosa fare. Scusi signore, la prego, mi aiuti, mi dia una mano, sono rimasto intrappolato. Buongiorno, sta parlando con me? Esattamente con lei, la prego, mi afferri per un braccio, mi tiri fuori, sono qui nelle sabbie mobili. Sabbie mobili sono? Esatto. Bello, ma chi se ne sta calando lei? Sì, la prego, mi aiuti. Vuole una mano? Sì. Ho capito. Senta una cosa, ma se io la salvo, poi lei se la fa mettere nel culo da me? Come ha detto? Dico, se io la salvo che la tiro fuori dalle sabbie mobili, lei se la fa mettere nel culo da me? Ma è impazzito, mi dia una mano, la prego, non pensi a questo. Ha detto no, e allora arrivederci. No, senta, scusi. Arrivederci. Ma chi ci sarà? Senta, scusi, signore, dico a lei, proprio a lei, venga qui, mi dia una mano, mi tiri fuori, sono rimasto intrappolato nelle sabbie mobili. Buongiorno, la prego, mi aiuti, mi afferri per un braccio, proprio così. Queste sono sabbie mobili. Sì, sono sabbie mobili. Sì, è un problema. Sape quando ne capitano che ci cascano è una cosa Mi problematica. aiuti, mi tiri fuori. Senta, io l'aiuto, però se dopo che io l'aiuto lei se la fa mettere nel culo. Cosa ha detto? Dico, io la tiro fuori dai sabbie mobili e poi ce la metto nel culo. Ma se ne vada, ma non esiste, non esiste. Me ne vado. Va bene, arrivederci. Ma no, aspetti, la prego, torni indietro. Arrivederci, la prima parola è quella che porto. Oh, maledizione, ma come faccio? L'ultima possibilità. Lei, senta, dico a lei, se lei mi aiuta a uscire da qui, io me la faccio mettere nel culo. Amore, bastardo puppo. Per te una festa è sempre un avvenimento speciale, ma per quelle teste di cazzo dei tuoi figli è un'occasione per umiliarti? Minchia papà, questa festa fa cagare. Non preoccuparti, ci pensiamo noi di Merda Club. Per i 18 anni di tuo figlio straviziato e montato, i nostri animatori, tutti ex galeotti con spiccato senso dell'umorismo, lo prenderanno per il culo fino a farlo piangere. Papà, qui mi prendono per il culo, io sto ridendo, ma non capisco perché, non mi sto divertendo. E per il fidanzamento ufficiale di quella puttanella snob di tua figlia che nella sua vita si è fatta cavalcare solo da persone vestite Prada, una bella festicciola con un ricco parterre di ignoranti o una torta a forma di minchia con cameriere indigeno all'interno. Prego signorina, buon compleanno. Merda Club, e la festa te la facciamo noi. Ciao, sei l'animatore. Oh gaga. Merda Club, un servizio sitoesaurito.it. Oh gaga. Vi piacciono i gialli? Assoppatevi sta barzelletta sui cinesi sul sito Esaurito. Che è una giornata che sogno cao. Ieri hai pescato niente. Mi ha muccato 2,5 kg di vermo babbo. Mezzo chilo di ammorovidi. Mi sta costando quando hai Germania. E va detto quando pisce che ha pescato.
sti specchi cinesi mi stanno sopra le minchie. Ma ne pisca un minuto, ma come fa? Io vorrei essere vicino. Ma che pesca coito? Oh, se ne passa butto io non dall'acqua e piglia i pesci. Scusa Giallanoso. Mio nome è Selecion con l'incio in come dice tu, senta, ma come che fai, capisci coito? Ah, questo è il metodo molto semplice, metodo cinese, metodo Ciao. Tu andare a casa tua, prendere il tuo dito, infilarlo nel culo della tua moglie e poi tornare qui. Mettele il dito dentro l'acqua e vedrai quanti pesci tu pescare. Sempre carino, non con la mia moglie, se vuoi subito. E meno male sta lavando i piatti, a così non sai niente, non come ci spiego che sempre carino non ho quello per pescare. Ci vai a tradimento. Ai! Ma sto specchio cinese sembra che Catania, estate 2002. Litorale Playa, spiaggia libera numero 1. Mentre mi accingevo a trovare un po' di refrigerio, accarezzato da una lieve brezza marina, assorto nella mia più profonda solitudine, trascinato dal soave suono del mare. Dopo qualche ora di religioso e mistico silenzio, sentii una voce fluttuare nell'aria, profonda, esclamare con tanta enfasi: "Nonno voglio ci puoi andare salata!" Benvenuti a Catania, bella per cultura, vivace per tradizione. Lei si chiama Eva, 24 anni, donna in carriera, bella, attraente, piena d'energia, casamucca, minchia mia. Caro, hai visto che belle quelle mele? Mele? Tele. Lui è Adamo, 30 anni, alto, basso, magro e grasso, casamina passo passo. E come tele? Mele! Tele. Ma no, mele! Tele. Per una cazzata hanno perso l'occasione di vivere in eterno sulla valle dell'Eden, solo che erano in Trentino. Ma tele che? Te le ficchi nel culo. Ah, mele del Trentino. Tu ci sputi e Yuma Mino. È una minchiata sitoesaurito.it. Mele del Trentino. Se te le mangi, si ingredino. Bestia abuso scarico. Intervistiamo dei passanti. Scusi, dove va a sciare? Non so sciare. E perché? Perché i miei genitori non hanno avuto soldi per farmi sciare. Ah, Caverson. Che cosa? Già molti sciatori ci hanno segnalato lo stesso indirizzo. Ma scusi, cosa c'è a Caverson? Specchio ne sa, ci è successo domani. Proprio vero, ci si diverte. Sì. Raggiungibile in auto sulla strada per il Passo Valles, a 5 km da Falcade. Sento, caca, io mi ne stenno con caratterezza si sta buttando la macchina, vaffanculo tu e Caverson. A Falcade i terroni fanno cultura. Se ci ho detto che non so sciare perché mi sta insultando ora. È un prodotto sito esaurito. Sì. È un amaro sito esaurito. Che troia sei in ogni cosa che fai. Rompi la minchia e te ne vai. È bello dividere momenti importanti insieme a una maiala come te. Amaro averla, spacca il culo. Amaro averla. Il gusto pieno della fica. In questo specchio da mare mi fichi sbotto lo stomaco. E che dolore di panza hai? E poi essere d'arancino, o sangele, oppure fare i pepe da sera. Che tanto mi sta dolendo la panza. Che caccio c'è sopra? Occupato. Che so pure. Oh, occupato. Oh caga! Io che sto cercando di fare? Minchia, libero. Oh. Ma ricriai. Che ha fatto con me? Io ora come polizio, non ti portafoglio che cosa c'è. Mi ha scrivinato il superenalotto, no? Il numero da mezzita, no? La fotografia di mio compare Eduardo. E che specchio mi interessa buona. Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Se volete mangiare samo, se solete mangiare cinino, se volete smangiare in allegria e fedolete pentre poco, State nei cazzi. schigliete un solo folo ristorante, i portici del culo. Che ora per mangiare 4 per il feroce mi faccio 150 km. Fu pure a me aspettare.
in un ambiente elegante e raffinato che conferva la bellezza naturale della stroccia. Ma squadro quando era chiesto eleganti pezzi da sto locale. Il locale dei potici del culo che offre il pranzo domenicalo a soli 16 euro. 16 pranzo che 50 euro di benzina fanno 66. Ampasto, primo, secondo, controno, amare, frutta e pivante. Tutto a 16 euro. Che mi sapendo di dare e che spaghetti frullato. Ristorando localo I Portici del Culo. Veniteci a trovare, non ve ne pantrete. Sì, tu da così dici, mi cucino mosse ne fa una cosa chissà. E dite le precauzioni per i tavoli. Barchete noia antre ti mangia bene. Perché se cucinano come parlano, non sapete chi perego. Questo è un prodotto del sito savorito.it TV I nostri nonni lasciano per terra il segno della loro saggezza. Il catarro giallo-verde, morbido, freschissimo. Viene raccolto, selezionato ed è subito pronto per essere messo sulle nuove pizzette Scatarrì. Così nascono i nuovi, fragranti e gustosissimi snack. Prova il nuovo gusto delle pizzette Scatarrì, i nuovi snack al gusto di catarro. Nuove pizzette Scatarrì. Ti prende subito la voglia. E fai... Nuove pizzette Scatarrì. È un prodotto sito esaurito. Ecco, adesso è tutto pronto. Voglio farla finita. Basta con questa vita di merda. Adesso lancerò questa pietra nel fiume e con questa corda attaccata al collo mi trascinerà giù e morirò affogato, così la farò finita con questo mondo di merda. Fermati! Chi sei tu? Il diavolo. Il diavolo? E cosa vuoi? Perché vuoi farla finita? Perché voglio farla finita? Perché faccio una vita di merda. Perché ho perso il lavoro. Non ho una lira. Mia moglie mi tradisce col mio migliore amico. Mia figlia è una troia. Mio figlio è un drogato. Il mio cane si masturba sulle mie pantofole. Voglio morire. Fermati! Io posso darti tutto quello che vuoi. Denaro, donne, gloria, potere. Tu puoi darmi tutto questo? Certo. E chi me lo assicura? Io sono il diavolo. Ah, già. E che cosa vorresti in cambio? Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Mi sembra giusto. Ah, ho capito. Tu vuoi la mia anima. No, voglio il tuo culo. Cosa? Hai capito bene. Tu mi darai il tuo culo e io ti farò ricco sfondato. E che cosa dovrei fare adesso? Seguimi. Dietro quei cespugli andrà benissimo. Ti faccio male? Un po'. Come ti chiami? Saro. Sei andato a scuola? Sì, sono andato a scuola. Che titolo di studio hai? Sono laureato in filosofia. Ah sì, bravo. Quanti anni hai? 47. E tu? Laureato in filosofia? Alla tua età? Credi ancora al diavolo? Mi hanno rubato i valiggi e io non ho più nothing da indossare, niente, e sono qui a una holiday in vacanza. E a me chi mi sta contando? Avanti, sinistra sei un borito che c'è una bella cosa. Oh, what? Che cosa? Una bella fungia di minchia. Ah, fungia di minchia! Oh, bella Sicilia! Bella sta minchia. In Sicilia, turismo e cultura. Questo è un prodotto... Sito esaurito. Non me ne esce una stura. Quando vuoi. Boccafiga 20.000. Va bene, vai, ci siamo. Oh, che bella minchia che hai. Vediamo. Ma è enorme. Ma chi te l'ha fatta questa bella ninja? Me mazzi. Ah sì, confidaci la tomaccia allora. Vuoi aprire una gioielleria? Comprati un piede di porco. Sicilia. Piccoli imprenditori crescono. Domani apro un supermercato. È una minchiata sito esaurito. Quando il cazzo ti va di traverso, Neosborrucillina tosse. Neosborrucillina tosse, nuova da Chiapparelli Farmaceutici.
Disponibile in confezioni da 20 compresse rettali. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'inserimento anale. Una barzelletta viziosa su sitoesaurito.it. Sul viale. Ciao, quando vuoi. Che per te, Morettino, 50 lire ci bastano. Senti, Morettino ce lo dice a tuo fratello. Comunque, quello che hai detto è buono, va bene. Andiamo a casa mia? Andiamo a casa tua. Prego, seguimi. Va bene. A casa del gay. Avanti, levate le mutande e abbiati alla pecorina. Sì, alla pecorina mi piace, è la mia posizione preferita. Forza, levate tutte cose. Sì. A steccia senno, vedi? Forza catacalai. Ma come sei ben dotato? Bello. Sta piacendo? Tu sai che è bello culo. Lo so, è famoso. Aspetta che mi vai a fare una tirata. Sta fumando? E che fa fumo mentre facciamo il sesso, l'amore? A me mi piace. Ti piace, però non me la buttare la cenerenata sulla schiena che mi sto bruciando, no? Se casca non ci posso fare niente. Stai piacendo? Che si bello un po' più davvero. 50.000 lire, Senti, che lei ora questa sigaretta che mi sta bruciando tutta la schiena, mi casca tutta la cenerenata, mi fai gustione di tezzoclato nella schiena, io che ho la pelle liscia, morbida, scusami. Sai che mi stai scassando la minchia, una tirata e mi chiude una fottuta, Sì, non ma sai? scusa, certo che è bello vizio. Sta parando. Aspano, avrei un certo languorino. Oh signora, avrei giusto quello che fa per lei. I nuovi views della cazzo di cane. Aspano, che impressione. Oh, ma i views della cazzo di cane sono a base di pene di cane circonciso, sono gustosi, solleticano il palato e stuzzicano le tue fantasie erotiche. Per i tuoi peccatucci di gola, Viewster la cazzo di cane. I views della cazzo di cane sono ora disponibili anche in versione non spellata, così potrete scoppolarli con le vostre labbra. Aspano, però dopo assaggio il tuo di Viewster. Questo è un prodotto sito esaurito.it.tv.org.com. Moroni sto Viewster! Gambare che bello quello che viene. Gambare che è comodo telefonino. Come? GSM. E che vuole dire? Gran suga minchia. È iniziata la nuova era della comunicazione. Tra le tue mani squilla la novità. StarCaz, il telefono del cazzo. Nuovo, mai così piccolo, mai così efficiente. StarCaz, per sparare minchiate. Lo tengo duro per un'ora. Per rompere i coglioni. Dai amore, andiamo a fare shopping, dai. Per grattarti le chiappe. Per pulirti le orecchie. Mi viene bene. Per toglierti le caccole. E se non prendi la linea, è un prodotto sito esaurito. Due amici al bar. Oh, ciao Arturo! Minchia, ti sei comprato la Ferrari? Bella, Ti piace? Beh, sai, con tutti i soldi che ho guadagnato con la mia nuova invenzione. E che cosa hai inventato? Ho inventato delle gocce che messe sulla minchia gli danno un gusto di banana. Vanno a ruba, se ne vendono a non finire. Che bella idea! 2 anni dopo. Ciao, Saro, anche tu hai comprato una Ferrari. Ma come hai fatto? Sai, siccome ho fatto un'invenzione. Anche tu hai brevettato un'invenzione. Sì, ho inventato delle gocce che se le comprano con l'acqua. Ma che gocce hai inventato? Ho inventato delle gocce che messe sopra la banana ci danno il gusto della minchia. In questo momento 15 milioni di persone stanno dormendo. In questo momento 10 milioni di persone stanno lavorando. In questo momento 5 milioni di persone stanno mangiando. In questo momento 3 milioni di persone stanno defecando. In questo momento una testa di minchia sta ascoltando questo spot. Sito esaurito. Campagna per la salvaguardia delle teste di minchia. Oh, Saro, come sei? Viva, da qui c'è, Franco, buono, e tu come sei? Insomma, gambam. Sempre i film non ti piacciono? Io tu sempre poppo, sì. Io sempre poppo, che è meglio come mia che come te. Senti, come finiamo con il concorso? Lasciami stare, Gioia, che mi pigliano. Come, che picchi? Che picchia gli iscritti? Io era così. E l'orale? Che stava venendo, buono, e all'improvviso mi affogavo. Quando la gola chiama e hai voglia di qualcosa di speciale. Caz d'Or, il gelato sopraffino, al gusto di... cazzo. Caz d'Or, crema di cazzo in tanta morbida panna. Oggi Caz d'Or ti invita al favoloso concorso. Compra e vinci un favoloso cazzo d'oro che puoi impegnare al Monte di Pietà o puoi ficcartelo nel culo. Caz d'Or.
è un prodotto Sito esaurito. Bianca, soffici, candida. Da cosa di... con del piatto di vendere raffinato, leggero, gustoso. Indesero latte di bufala appena mundo. Sono un porco. Perché se uno se la canta e se la soffia, se la suona e se la mina, e vende una cosa di... La mozzarella più buona che ci sia. Fatela mettere un culo. Sito esaurito per il sociale. Fammi un pompino elicoidale. Deborah papà, guarda che cosa fai? Sono le 2:30, scende da sotto all'inferno dei polli e ti aiuta che ne mangiamo un mozzocone. Ho cattato un bollo e torna subito. Va bene, papà, con le patatine? Come patatine, Con va le bene. patatine, va bene. Buongiorno, signor Pollaro. Senta, io devo comprare un pollo con le patatine per il mio papà. Benvenuto all'inferno dei polli, signorine. Grazie. Senta, c'è un problema. Siccome l'orario è quello che è, e c'è rimasto un bollo solo che non è proprio pollo buono, Ma perché? Che cosa c'ha? Insomma, diciamo che io ce lo posso fare a 5.000 lire anziché 8.500 con le patatine. Però... Le patatine sticchi? Sono sticchi, però io ce lo devo dire che è giusto che lei lo sa. Ma perché? Che cosa c'ha questo pollo? È un bollo con l'AIDS. Un pollo con l'AIDS? Sì. Ma se io veramente non lo so, perché... Signorina, è buono, Ma io devo dircelo a papà però no, prima. non ce lo deve dire, io un bollo buono 5.000 lire. È meglio che ce lo dico, Ce no? lo faccio 4.000 lire con le patatine. Va C'è bene. la EDS, ma è buono. Va bene, avanti, me lo di. Avanti, ce lo ammoglio. Va bene, grazie signor Pollaro, arrivederci. 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 Papà, ecco qui, qua c'è il pollo e qua c'è il resto. Tutto questo resto? Ma quando te l'ha passato questo pollo? 4.000 lire. Ma non avevo detto di comprare quello di 8.500. Sì, ma questo però è speciale perché questo c'ha l'AIDS. Che cosa c'ave? L'AIDS. Ma com'è che ti fai fottere sempre i soldi? Ma sei che un dondero di tua mamma? Cammina con me. Buongiorno. Buongiorno. Sono il papà della bambina. Ah, sì, effettivamente ci somiglia. Ah, lasciamo stare. Senta, ma che cos'è questo fatto del pollo con l'AIDS che è malato? Mi spiegassi? No, il pollo è buono, diciamo che ha avuto questo momento di gioventù un poco particolare, ha preso la EDS e l'abbiamo dato in offerta speciale 4.000 lire con le patatine. Siamo d'accordo, ma io avevo mandato la bambina per quello di 8.500. Vabbè, ma quello di 8.500 a quest'ora non ce n'è più, ci ho dato il pollo in offerta speciale. Benissimo, ma io quello di 4.000 in offerta speciale non lo voglio. Beh, io l'ho capito, lei non lo vuole perché c'è la EDS, ma è buono. Ti sto dicendo che io pollo con l'AIDS non lo voglio. Ti sto dicendo che 4.000 lire con le patatine è un affare. Forse non mi sono spiegato. Pollo con l'AIDS non lo voglio. Senta, c'aveva la EDS, siamo d'accordo, ma lei se lo deve mangiare, non è che ce lo deve mettere nel culo. Quando il tuo cane fa le puzzette, Pedigree Super Romb per il cane scorreggione. Super Romb, i gustosi biscottini antiventilazio intestinali scanina. Super Romb, 3 volte buono, 3 volte sano. Gli tocchi il culo e ti odori la mano. Super Romb è un prodotto pubblicitaregresso.com. Nella giungla. La giungla, che bella questa giungla. Mi piace questa giungla. Io sono il leone e sono il re della foresta. E ora faccio il re della giungla. A te così tu. Sta parlando con me? Con te stai parlando. Io sono la zebra. Bravo. Tu sai che bello mi chiama? E che spiritoso. Siamo nottina. Aspetta un attimo che prendo la mia agendina. Come richiesta che ti chiami? Zebra. Oggi che giorno è? Martedì mi pare. E allora martedì, giovedì ti metto un culo. Va bene. Te ne puoi ir. Tu, così, come ti chiami? Io sono la gazzella. Gazzella. Con 2 Z e con 2 L? Sì, signora. Perfetto. E allora oggi è martedì, giovedì c'hai la zebra. Preparati che venerdì ti metto un culo. Va bene. Tu così, come ti chiami? Tu questo cordo lungo, come si? Con te stai parlando, come ti chiami? Io? Sì, tu. Io sono la giraffa. La giraffa. E allora giraffa. A te ti metto un culo sabato. Va bene.
E chi lui? Ehi, tu, come ti chiami? Vieni qua. Sta parlando con mia. Stai parlando con te? Così tu? Io sono un gorilla. Piacere, io sono il re della foresta. Gorilla, magnifico. Gorilla. E allora, rumene che mi riposo. Lunedì ti metto un culo. Che dici? Lunedì ti metto un culo. A mia Masuki. Ah sì? Sì. E io ti scancello. Hai ancora quel problema, vero? Ma sì, e non riesco a risolverlo. Me la lavo 15 volte al giorno, ma mi puzza lo stesso. Ho usato di tutto, persino la calinda in polvere. Risultato? Escoriazioni alle grandi labbra e sanguinanti ferite al clitoride. Ma hai provato con Perlano? E che c'entra con la figa? Ma cara, Perlano non è solo per l'ano. E intanto non mi fila neanche uno storpio. Da quando in paese si è sparsa la voce, non mi vuole scopare più nessuno. Mi chiamano figa ammoniacal. Sono stanca di infilarmi dentro ortaggi vari. Ieri ho anche provato con la pompa della bici e a forza di andare su e giù mi era diventato un'ovaia come un pallone da rugby. Sono disperata. Hai visto quello? Ha tutta l'aria di essere un forestiero. Perché non ci provi? Ma figurati, a quest'ora lo avranno già informato. La mia fama corre veloce. Io dico che devi provare. È l'ultima occasione che ti resta per assaporare il gusto di una vera... Minchia! Ti sta guardando, su, vai, vai! Speriamo bene. Da poi tu sta venendo qua. È capace di falflare. È libero questo posto? Ha voglia, si accomodi. Che bel bambino. È suo? E diciamo che è con me. Suo figlio? No. Un nipotino? E manco. E veda signorina, io faccio il rappresentante di preservativi e sto piccerino è un reclamo di un cliente. Viene qua bene, picchi di ste 10.000 lire e fate il giro. Tendono in giandili. A Wadin basta detto unico e lo deve scusare signorina, ma è un figlio di subbidiente. Lei è di qua? Sì, abito a pochi isolati. Magari quando finisce il suo giro di clienti può passare a prendere un caffè da me e le scrivo il mio indirizzo. Ecco fatto. Allora l'aspetto. Che ci vai e ci angavato. Oh, è lei. Non ci speravo più. Buonasera. E non ho trovato fiori e manco cioccolatini. Ci ho portato 200 grammi di piacentino e un poco di arenga affumicata. No, ma non doveva disturbarsi. Che bella casa, così giusti. Ma che te non sa quando munizia all'entrata? Se vuole ci avevo detto io un danzauto. Ma non è un sacco di... insomma, è un puff. Ti stai immaginando il resto del salotto? Prendiamo un caffè? Senti, bene, accuzzamo. A un'infalata sì o no? Ah, sì! Finalmente un uomo con le idee chiare. Che modestamente io per idee ma faccio socare. Avanti, forza, portami andare a stanzeletto quando sto salotto mi viene da sconcertare. E poi non mettisi. Non vedo l'ora. Vieni, spogliati subito e leccamela tutta. E che è una un'infalata? Prima devi leccarmela. Lo desidero troppo da troppo tempo. Ma picchiamo a perdere il suo tempo. Va bene, abita a 69, va, comincia a sucare che io te licco. Ma sì, il 69, sì. Ma chi è sto feto? Quale feto? Non è nulla, continua. Ma io stai occupato. Ma che feto di stocco? Forse viene da fuori, qui accanto c'è un pollaio. Su, continua, mi fa impazzire. A quale pollaio è pollaio? Chi so è tanfo de bacca figu scaruta. Stai a comando, susiti. Ma non farci caso, continua. E continuiamo. Io non stai respirando più, mi stanno scatteando i vini da fronte, mi stanno scopolando i baddelocchi a copare. Continua! Beda! Sì? Guarda che fai, ietto lo spirito che almeno cancia l'aria. Su che l'altro, c'è poco che fare, piccolo deve fare. Devo fartela mettere su del culo loro, la faccio un specchio vuoi non canti sotto. Se chi la me pisa minchia, se chi la è fosse più, la piede con è pesata, mi pisa una tonnellata. Se chili mi pesa il pene, se chili e forse più, adesso è in erezione, mi faccio un bel soccone. Quanto mi pisa, se chila, ma pisa, se chila, mi pisa. La tequila con tutti i pila. Succuni! Saluti dal DJ Oreste, che mixa le vostre feste. Se non mi paghi la serata,
ti infilo una gran manata. Se scarichi sta canzone, di certo sei un bel mazzone. Evviva DJ Oreste, ti conti bene, ci fa le feste. Avevi male, sei esaurito. Yeah! E me la spasso con ste due puttane. Sucuni! Attenzione! Tutti i diritti su questo prodotto sono riservati. Ogni duplicazione o riproduzione pubblica, totale o parziale, è da ritenersi vietata. I contravventori saranno perseguibili penalmente. In poche parole, se stai ascoltando una versione pirata di questo prodotto, sei un bastardo, 2 chilo che io, un nudo e sbiro, figli su caminghe, puttana, mi viene a pigliare uno a uno, ma da dare i soldi, non è giusto, dai, no, buono, chi è rosa? Lo sapete, a su caruzzi,